Più pesce ma meno incassi al mercato ittico all'ingrosso di Chioggia. Il bilancio 2012 ha chiuso con un pesante calo, 11,64% in meno di fatturato. La crisi ha fatto crollare la vendita del pesce più costoso, astici, scampi, tonni, mazzancolle e pesce spada. Aumentato invece il più economico prodotto locale, più 2,32%. In ridefinizione la mappa della sanità del Veneto orientale, un polo chirurgico a Portogruaro, un polo medico a San Donà di Piave, riabilitazione e pronto soccorso a Jesolo, il tutto in sinergia con l'ospedale dell'Angelo di Mestre. Non chiude insomma l'ospedale di Jesolo come temevano i residenti, ma si specializzerà in medicina turistica. Il 30% dei multati non paga e così il comune si ritrova un buco di $500.000. Succede a Montebelluna, ma è un problema sempre più diffuso. Non si tratta soltanto di multe comminate a nomadi, mendicanti e stranieri senza tetto, ma anche a cittadini residenti. Una volta veniva pagato l'85% delle multe, oggi appena il 70%. Una mozione parlamentare targata SEL per rallentare l'espansione dei voli all'aeroporto Canova di Treviso. A presentarla sarà l'onorevole Serena Pellegrino, paladina delle ragioni dei comitati. Si chiederà il rispetto dei 16.300 voli all'anno a salvaguardia della salute dei cittadini, dell'inquinamento atmosferico e acustico. Un adolescente su 4 eccede ogni sera con l'alcol. Il dato allarmante emerge da un questionario distribuito nelle scuole della provincia di Padova, ovvero 1.200 studenti, età media 15 anni. Il 66% di loro dichiara di sbronzarsi abitualmente. A bere non sono soprattutto i maschi, anche le femmine alzano sempre più spesso il gomito. I ragazzi padovani amano sempre meno i licei, oltre il 56% delle preiscrizioni sono rivolte agli istituti tecnici e professionali. Anche questo un effetto della crisi, i giovani puntano a garantirsi un lavoro nell'immediato. Al secondo posto nelle preferenze i licei scientifici, in particolare quelli ad indirizzo linguistico.